Benvenuti in studio, nuovo appuntamento con l'approfondimento di M+. In studio con noi Giosuè Malaponti, il presidente del Comitato dei Pendolari Siciliani. Benvenuto. Grazie per l'invito. Quotidianamente circa 50.000 viaggiatori, che includono anche i pendolari, utilizzano il servizio ferroviario in Sicilia, ma ci sono delle criticità che nel tempo sono state rilevate dal Comitato dei Pendolari. E proprio l'altro ieri i vertici del Comitato sono stati ricevuti dai dirigenti della regione siciliana. Come è andato l'incontro? È stato un incontro proficuo dal punto di vista per aver assunto nuove informazioni. A quel tavolo noi ci siamo andati già pronti con delle richieste e proposte, perché giustamente non ci si presenta sempre l'opportunità che la Regione ci chiami. Questa è la terza volta negli ultimi 3-4 anni che la Regione chiede il nostro apporto, e quindi più agguerriti che mai da un punto di vista di proposte da presentare a quel tavolo. Voi avete realizzato tra l'altro un monitoraggio semestrale sull'andamento del trasporto ferroviario su un'unica dorsale, quella che collega Messina a Siracusa. Che cosa si evince in termini di criticità e di problemi? Abbiamo voluto prendere spunto proprio da questo monitoraggio, da una dichiarazione che Trenitalia ebbe a fare il 18 gennaio del 2013, dicendo che le problematiche, le soppressioni, c'era un caso sporadico. Da lì abbiamo un po' aguzzato l'ingegno, andando a monitorare giornalmente 54 treni da fine gennaio fino a giugno. E tra ritardi e cancellazioni che cosa è guardi, venuto un dato fuori? dico, interessante, mi confermavano ieri da parte del Dipartimento che la nostra relazione è andata fino al Ministero dei Trasporti. Beh, avete fatto un buon lavoro allora. Un buon lavoro, certo. Il dato che ne è uscito fuori è 110 treni soppressi per un totale di 9.112 km. Un altro dato allarmante per chi deve poi recuperare molte ore di lavoro per i ritardi causati al treno, pari a 32.400 e passa minuti, per un totale di 540 ore di ritardi nell'arco di 6 mesi. Il tutto si riversa ovviamente sull'utente, sul viaggiatore finale, che evidentemente giungerà in ritardo nei luoghi di lavoro piuttosto che nei centri di formazione. È così? Sicuramente chi ne piange più le conseguenze è il lavoratore, che comunque poi è costretto a recuperare i ritardi che nell'arco del mese sommano ore. Certo, dico, anche in termini di disagio per gli studenti che arrivano in facoltà magari quella mezz'ora dopo e perdono quel quarto d'ora, quella mezz'ora di lezione, per cui comunque si vive un disservizio, un disagio. Malaponti, ma vi risulta che nell'ultimo periodo, anche in coincidenza con la crisi economica, sia cresciuto il numero dei viaggiatori in treno? Sì, dico, c'è un dato strano, perché dico, da una nostra conta in realtà oggi c'è parecchia gente. Io l'esempio che le porto sulla Messina-Catania-Siracusa, fino a qualche anno fa alla stazione di Acireale salivano 3-4 persone nei primi 3 del mattino, oggi giornalmente dalle 30 alle 40 persone, quindi significa un dato importante, visto anche il caro carburanti, per cui la gente ha scelto di viaggiare col treno, uno perché risparmia, due perché è molto più veloce nell'arrivare dalla destinazione A alla destinazione B, e quindi oggi è molto più frequentato di qualche anno fa, e quindi occorre incentivarlo sempre più. Appunto, quali sono in generale le criticità del servizio ferroviario in Sicilia, visto che avete svolto un monitoraggio che non riguarda soltanto i numeri ma anche l'infrastruttura? E allora, per quanto riguarda l'infrastruttura, noi da anni, dopo l'operazione Frecciarotta, tra l'altro abbiamo parlato nel 2009 in questo studio, subito fu approntato da parte della politica il problema di recuperare risorse per velocizzare l'attuale tracciato della Catania-Palermo. Ebbene, l'ex sottosegretario Reina trovò i 30 milioni che servivano per velocizzare e ammodernare la Catania-Palermo, fu fatto un contratto di programma per rete ferroviaria con l'accordo anche della regione siciliana, ma dal 2010, che è stato completato tutto il pacchetto, ad oggi non abbiamo visto nulla. Tra l'altro la sottoscrizione del CIS il 28 febbraio di quest'anno, con enfasi, uno spreco di soldi, circa 1 miliardo di euro, per ammodernare la Catania-Palermo fino a Catania Nuova, quindi spendono 1 miliardo, e tra l'altro in 10 anni di lavoro. Allora è più semplice realizzare con i 30 fino a Palermo in 1 anno e mezzo di lavoro e portare i tempi di percorrenza al di sotto delle ore 40, oppure impelagarci
in 10 anni fino a Catenanuova e forse poi altri 20-30 per arrivare sino a Castelbuono. Quindi velocizziamo con queste risorse, per cui c'è la necessità prima possibile di collegare i due capoluoghi. C'è un dato che fa particolarmente impressione se è confermato. Attualmente i tempi di percorrenza tra Catania e Palermo ammontano a 2 ore e 45 minuti. Se il progetto di rifacimento, di ristrutturazione dovesse andare avanti e dovesse concludersi positivamente, i tempi di percorrenza si ridurrebbero di soli 20 minuti, passando a 2 ore e 25 minuti. Ma il tutto con un costo dell'infrastruttura pari a oltre 900 milioni di euro. Bene. Come dire che ciascun minuto di vantaggio e di recupero costerebbe 50 milioni di euro? Questo è il dato che in realtà esce dalla slide del CIS, perché recita testualmente Catania-Palermo oggi 2 ore e 45, Catania-Palermo nel 2020 ore 2 e 25. Allora risparmiare 20 minuti e spendere 991 milioni di euro penso che sia invece inversamente proporzionale. Investire i 30, abbiamo gli stessi risultati perché si portano i tempi al di sotto delle 2 ore e 40, e quei 991 andarla ad impiegare sulla Catania-Caltagirone-Gela, dove da 2 anni è crollato il ponte, e la notizia finalmente che ci rende felici da un punto di vista è che il ponte è stato dissequestrato a giugno di quest'anno, però nessuno prende parola, nessuno sollecita a Rete Ferroviaria per capire cosa voglia fare della Caltagirone-Gela. L'altro dato è sulla Alcamo-Trapani, dove in realtà da febbraio di quest'anno è chiusa la Alcamo-Trapani via Milo per continui smottamenti, e quindi non è possibile fare il gioco di Rete Ferroviaria dove per problemi vari si chiudono momentaneamente delle tratte che poi a distanza di tempo diventano rami secchi, quindi fidelizzano la clientela ferroviaria a spostarla verso il bus, e chiudere quelle tratte e perdere, dico sempre, l'opportunità che l'Unità d'Italia ci ha lasciato con la nostra bella ferrovia. Oggi la stiamo riperdendo dopo quella bellissima conquista che l'Unità d'Italia ci ha donato. Ipotizzare l'alta velocità per la Sicilia è probabilmente impossibile, visto le distanze tutto sommato ridotte, ma per quale ragione il sistema ferroviario risulta ancora così lento nella nostra isola? È proprio per gli scarsi investimenti. Allora, se andiamo a considerare attualmente ancora la Messina-Palermo tratta ferroviaria, quindi la dorsale tirrenica incompleta, se andiamo a monitorare la Messina-Siracusa ancora incompleta. Tra l'altro nel 2005 erano stati finanziati 1970 milioni di euro per completare il raddoppio fra Fiumefreddo di Sicilia e Giampilieri. Ebbene, siamo stati talmente bravi che a fine 2011 gli stessi soldi ci avevano finanziati nel 2005, li hanno stornati perché non si era concluso nulla e rigirati, sicuramente rimessi in circolo nel CIS. E dico, questo è il dato. Oggi la necessità è quella di completare le 2 dorsali più importanti, quindi la Tirrenica e la Ionica, e l'altro dato che è uscito ieri grazie all'Associazione Ferrovie Siciliane di Giovanni Russo, che vi sono 4 ETR 450, per così dire, Il pendolino. il pendolino, che stazionano alla stazione centrale di Reggio Calabria, e sono mezzi funzionanti, circolanti, perché ancora ve ne sono 3 che da Reggio Calabria giornalmente fanno la Freccia Bianca, la Freccia Argento sino a Roma, che potrebbero essere traghettati qui in Sicilia e già da subito a costo zero messi in circolo sulla Tirrenica e sulla Ionica, dando qualità, capacità e comfort a tutti i viaggiatori siciliani. E a proposito, oggi la qualità del comfort per il viaggiatore che utilizza il treno in Sicilia, qual è? Come la giustificate? Come la definite? È giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. È migliorata? Dobbiamo dire che dal 2001 abbiamo iniziato a monitorare il discorso pulizia comfort, e devo dire, dando il merito a Trenitalia, che ha attenzionato negli anni il discorso pulizia, ha attenzionato negli anni il discorso comfort, climatizzazione, però come si sa sono mezzi che hanno sempre bisogno di manutenzione, però da 10 anni a questa parte questi aspetti sono stati migliorati. Ma devo dire che il nostro interlocutore sino a ieri o sino ad oggi è stata sempre Trenitalia, mai le istituzioni, quindi per questo ci interessa mantenere questo dialogo aperto con le istituzioni affinché realizzino per i siciliani e per la Sicilia infrastrutture all'altezza del nostro territorio,
perché tra l'altro parliamo di turismo, ma il turismo si fa con i mezzi di trasporto e quindi in realtà un trasporto efficiente e efficace dà vantaggio ai siciliani il potersi muovere all'interno del territorio, ma anche ai turisti che vengono in Sicilia a visitare. In realtà, Malaponti, da molti anni si parla, soprattutto per la Sicilia, dell'intermodalità dei trasporti. C'è un'interconnessione rapida tra i vari mezzi di trasporto, quello navale, quello ferroviario, quello autostradale. In realtà poi le cose sono molto differenti poi all'atto pratico. Lo vediamo per esempio in provincia di Ragusa, per quanto concerne la stazione di Comiso, che è in prossimità del nuovo aeroporto. Bene, anche lì dico, è stata iniziata a fare un'iniziativa da parte del CUB Trasporti di Ragusa, grazie a Pippo Currieri, che sta facendo una battaglia, una questione di vita, perché Rete Ferroviaria voleva smantellare per diminuire la manutenzione sulla stazione di Comiso, quindi gli eventuali scambi per avere qualche binario in più, quando invece oggi si dovrebbe incentivare l'uso e la stazione di Comiso, visto le battaglie che sono fatte per far riaprire o per aprire l'aeroporto di Comiso, quindi oggi essere incentivata non solo, ma oggi il dato è che la provincia di Ragusa non ha 1 chilometro di autostrada, non ha 1 chilometro di ferrovia che funzioni. Il dato, se lei oggi vorrebbe farsi un viaggetto da Catania a Ragusa, Per esempio, impiegherebbe almeno 5 ore e 48, perché ha un treno che lo porta dalle 6 e un quarto alle 8 e un quarto, dalle 6:45 alle 8:15 a Siracusa, poi a Siracusa lei starà 2 ore fermo ad aspettare la coincidenza per Ragusa che lo farà arrivare a mezzogiorno, quindi impensabile. Tra l'altro Ragusa è il centro dell'UNESCO e quindi... Non a caso voi avete chiesto anche una rimodulazione dei tempi di percorrenza e anche delle interconnessioni a questo punto? Sì, anche lì abbiamo notato che nel corso degli anni ci sono degli scollamenti. Il dato che abbiamo portato a Palermo è quello che il treno che da Siracusa arriva a Messina in realtà è scollegato con le coincidenze dei treni che partono da Messina verso Palermo. Quindi non solo questo, ma tra l'altro ci risulta che ad oggi la regione siciliana non ha uno studio intermodale, perché andando a vedere il vecchio piano regionale dei trasporti era stranamente scollegato dai 4 piani attuativi, perché c'è il piano attuativo aereo, marittimo, stradale e ferroviario non interconnessi con il piano regionale. Quindi oggi, notizia che l'assessore ci dava circa una ventina di giorni fa, che finalmente le linee guida per il nuovo piano regionale della mobilità e dei trasporti è in giunta e speriamo che sia un passaggio celere affinché già anche questo è uno strumento per migliorare le condizioni del trasporto e questo un grazie all'assessore Bartolotta. Lei prima ha citato le potenzialità turistiche del territorio che non possono prescindere anche dalla bellezza di alcuni tracciati ferroviari. La Messina Catania-Siracusa la dice lunga, il fatto di bellezza perché si passa lungo la fascia costiera ionica, ma stessa cosa dicasi per esempio per tutta la tratta ferroviaria che attraversa la Sicilia sud-orientale, da Siracusa a Ragusa per esempio. Ma ipotizzare iniziative importanti, anche belle da vedere e dalla grande fruizione turistica come il treno barocco e così via, perché è così difficile immaginarlo e pensarlo? Erano delle belle iniziative, il treno barocco, il treno verde, cioè in realtà c'erano delle realtà turistiche dico, da fruire in determinati periodi dell'anno e non si sa per quale motivo sono state tagliate. Capisco il momento di crisi, però è anche vero se si taglia sulla lunga percorrenza e poi incentivare dico, anche questo tipo di segmento che è importante. Tra l'altro se andiamo a vedere la tratta Taormina-Alcantara-Randazzo, che oggi poteva essere veramente un fiore all'occhiello di quello della valle dell'Alcantara, che è fruibile ai turisti, ma invece per scelte non si capisce perché strane, invece vengono poi chiuse, penalizzate e cadute nel dimenticatoio. Quindi spero che l'assessorato, il Dipartimento prendano un patto di questa situazione e diano quell'input positivo affinché, e tra l'altro anche l'assessore regionale al turismo, perché mi risulta che negli ultimi periodi ha fatto il nuovo piano regionale del turismo dove ha tralasciato secondo me alcuni aspetti di collegamento con molte altre realtà che insistono sul territorio. Per chiudere, Malaponti, parliamo del contratto di servizio, che è l'altro argomento che voi ovviamente state seguendo da vicino. Allora, il contratto di servizio è
diciamo, il documento importante di cui la Regione si dovrebbe quantomeno regolarizzare nei confronti del Ministero. Notizia di ieri, pare che quanto riguarda la prassi amministrativa che è prevista dal decreto legislativo 422 del 97 è già chiusa da parecchio tempo, finalmente tutte le firme occorrenti ci sono, pare che sia sul tavolo del MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella speranza che pressato dei nostri corregionali che siedono a Roma affinché una volta per tutte il Ministro firmi. Importante il contratto di servizio perché è la Regione, sarà la Regione ad acquistare il servizio, a chiedere quali servizi qualitativamente e quantitativamente acquistare e quindi essere controllore di chi gestirà il servizio in Sicilia e quindi a quel punto, nei casi in cui si verificano quel dato di giugno, poter attuare delle penali nei confronti del gestore ferroviario e quindi quei soldi reinvestirli in infrastruttura o reinvestirli, perché no, sugli abbonamenti ai pendolari che sulla loro pelle hanno vissuto disagi e disservizi. Voi invece, per concludere, quale altra attività realizzerete nel breve periodo come Comitato dei Pendolari? Noi staremo allora attenti e vigili che questo passo del contratto di servizio si chiuda. I nostri crucci allora è intanto capire cosa si voglia fare della Catania-Caltagirone-Gela, perché visto che il ponte è stato dissequestrato, capire se verrà riaperta o cosa intende fare a Rete Ferroviaria, e qui chiediamo l'aiuto dei sindaci di Gela, Niscemi, Caltagirone, Catania, affinché non muoia questa bellissima tratta che in realtà ha visto lustri in questi ultimi anni. E monitorare il lavoro sulla Catania-Palermo. Cioè, fatti questi 3 punti e altre cose che poi nel dettaglio sono piccoli buchi orari sulla Messina-Catania-Siracusa, poi per il resto potremmo anche chiudere il comitato e starcene tranquilli e sereni a fare i viaggiatori, a viaggiare tranquillamente. Bene, io la ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, sempre a vostra disposizione. Grazie a Giosuè Malaponti, il presidente del Comitato dei Pendolari, con il quale abbiamo parlato delle possibilità di ulteriore rilancio del trasporto ferroviario in Sicilia. Davvero tutto, grazie a Guido Messina che come sempre ha firmato la regia di questo appuntamento. In sovraimpressione vedete tutti gli indirizzi per mettervi in contatto con noi. Continuate a seguirci.